La Procura di Agrigento apre un'inchiesta sui centri di formazione e le scuole telematiche della città dei Templi. Associazione a delinquere, falso, truffa e autoriciclaggio sono i reati contestati dal pubblico ministero Chiarabisso nell'ambito dell'inchiesta sugli enti di formazione e sulle scuole telematiche. L'indagine, molto datata nel tempo, ha avuto un seguito nei giorni scorsi con il sequestro da parte della Digos di documenti e materiale nella disponibilità di uno dei responsabili di un'università telematica molto noto anche per la sua attività politica e di altri 4 indagati. L'ufficio diretto dal procuratore Luigi Patronaggio e dal suo vice Salvatore Vella ha fatto notificare anche gli avvisi di garanzia. Per il momento le carte sono molto coperte, gli indagati sono almeno 10. Ieri intanto c'è stata l'udienza al termine del riesame per 5 indagati che attraverso il loro difensore, l'avvocato Giovanni Crosta, hanno chiesto la restituzione di documenti e supporti informatici sequestrati. I giudici della seconda sezione penale dovranno pronunciarsi. Sotto la lente di ingrandimento attestati, ottimi a rimpinguare il curriculum e flusso di denaro parecchio, un mondo in cui un esame si sostiene avendo già un paniere di domande a cui dover rispondere per superare l'esame ed ottenere crediti ad un costo e ad un trattamento sicuramente diverso dalla scuola pubblica.